E allora al termine di questo match valido per la 15ª giornata del campionato nazionale di Serie A, un match che il Futsal Salinis si è aggiudicato per 5-3 sul Real Grisignano, un Real Grisignano che peraltro ci ha creduto fino all'ultimo minuto, e siamo in compagnia di mister Mario Lovo. Allora mister, una tua disamina su questo match con il quale le tue ragazze hanno affrontato le campionesse d'Italia, la corazzata Salinis. Contentissimo della prestazione delle mie ragazze, come hanno affrontato l'incontro, sempre concentrate e non hanno mollato niente fino all'ultimo, come hai detto te, fino all'ultimo secondo, e da qua si riparte. C'è stata la sconfitta, ci sta contro una squadra fortissima, sono le campionesse d'Italia, prime in classifica anche quest'anno, quindi ci sta a perdere, però sono contento, stiamo continuando il nostro percorso che abbiamo iniziato prima di Natale, come dicevano le ragazze, dobbiamo continuare su questa strada. E proprio questo percorso, mister, volevo analizzare con te. Un buon momento per il Real Grisignano in campionato e naturalmente in Coppa, doppia vittoria importante in trasferta contro il VIP e contro il Ragusa, e poi è arrivata questa grande prestazione in Coppa della Divisione, insomma un Real che battendo il Pelletterie potrà giocare questa Final Four. Allora un tuo commento su questa fase di stagione per il Real Grisignano? Sì, come ti dicevo prima, le ragazze abbiamo tirato forse una linea prima di Natale, abbiamo lavorato bene, non ci siamo mai fermati, vacanze niente posso dire, e si vedono i risultati, si vedono i frutti che stiamo raccogliendo, insomma. Oggi era il tuo esordio qui al Palagrisi, esordio comunque già avvenuto la settimana scorsa in campionato e in Coppa della Divisione. Trai un bilancio di queste prime 3 partite? Allora, sicuramente non era semplice oggi, lo sapevamo, perché giocare contro la prima in classifica è sempre un onore innanzitutto, anche per imparare qualcosa in più, però insomma sapevamo della difficoltà, merito a loro giustamente della vittoria, perché la differenza si vede, però noi comunque abbiamo fatto la nostra partita, forse sbagliato qualche occasione che ci poteva magari portare su una situazione diversa, soprattutto sul 3-1, potevamo magari essere un po' più ciniche, però insomma io sono soddisfatta del lavoro che stiamo facendo. Poi sono arrivata a inizio gennaio e sto vedendo che la squadra comunque mette in campo tutto quello che ha, e qua così dobbiamo continuare fino alla fine, sempre aumentando sempre di più con grinta, e come stiamo facendo e come stiamo dimostrando. Sei da 20 giorni, 25 a Grisignano, contenta della scelta oppure no? Assolutamente sì, sono molto contenta, anche perché le compagne sono state da subito disponibili e ci hanno accolto a me e Poveda come se fossimo arrivate dall'inizio, quindi non abbiamo trovato questa difficoltà a inserirci nel gruppo. Una Futsal Salinis che ha espugnato Grisignano con un grande possesso palla, grandi azioni, grandi tiri verso la porta, però il Grisignano ha lottato fino alla fine. Sì, il Grisignano ha fatto un bellissimo lavoro oggi, ha difficoltato di più tutte le nostre azioni, però sono contento con l'atteggiamento di nostre squadre. Cerchiamo di fare quello che abbiamo lavorato. Per questa settimana è una settimana diversa con 3 partite, 2 di campionato, una a mercoledì di Coppa. È un po' difficile di preparare per la partita con Grisignano. È un campo di dimensione piccola, però penso che tutte persone che oggi sono venute al campo penso che devono tornare a casa contento, perché penso che hanno visto una bella partita e sono contento che possiamo portare a casa questi 3 punti. Sì, siamo contenti di aver ottenuto questo risultato. Sapevamo che il Grisignano era in un buon momento di forma in questo periodo e siamo contenti del risultato. È stata una bella partita. Penso che noi potevamo fare meglio, potevamo esprimerci meglio, però siamo contenti lo stesso e ci fa piacere comunque tornare con 3 punti a casa, era importante per noi. È importante per noi proseguire la marcia e andare avanti, e domenica dopo domenica consolidare primato in classifica e continuare così.